Quasi tutto pronto per la quinta corsa, una prova per cavalli di 3 anni, vincitori da 6 a 14.000 euro in carriera, un confronto per 7. Dopo il ritiro di Jenny Jet, rimangono così 6 in prima fila e la sola Giri Black in seconda, i favori equamente divisi tra il numero 2 di Gran Tourist Jet e il numero 6 di Gaddo, Andrea Farolfi e Francesco Pettinari rispettivamente in salchi ai due più attesi. Macchina in movimento, 1 Galles dei Greppi, Marco Stefani, 2 Gran Tourist Jet, Andrea Farolfi, 3 Gioietta, Sandro Miraglia, 4 Garin Lubi, Lorenzo Talpo, 5 Gina Spritz, Giuseppe De Filippis, 6 Gaddo, Francesco Pettinari, 8 Giri Black, Simone Levakovic. Autostart che sulla curva di sinistra ha raccolto i partecipanti, inizia ad accelerare, tutti perfettamente allineati concorrenti, la macchina che accelera. Partiti. Gaddo è il più sollecito e va subito a condurre, c'è l'errore di Galles dei Greppi, squalificato. in seconda posizione si sistema Gioietta avanti a Gina Spritz, poi Garin Lubi, per le vie esterne avanza Gran Tourist Jet che è partito come suo solito in maniera cauta e ora prova a iniziare la sua risalita. 14,9 per il lancio da parte di Gaddo che continua in vantaggio su Gioietta e poi sempre Gran Tourist Jet al largo, Gina Spritz in corda, quindi Giri Black e Garin Lubi. 38 per i primi 400 metri di gara con Gaddo in vantaggio, Gioietta in seconda posizione, Gran Tourist Jet che avanza allo scoperto trascinandosi Garin Lubi, poi Gioietta e alla retroguardia Giri Black. 47 i primi 600 metri di corsa tranquilli con i quali Gaddo sta amministrando il vantaggio ottenuto in fase di partenza e guida. Al suo esterno c'è Grand Tourist Jet, alla corda rimane Gioietta, poi Garin Lubi, Gina Spritz e Giri Black. Sulla curva di destra si continua così con sempre in vantaggio Gaddo che però è in difficoltà, viene attaccato e passato da Gran Tourist Jet che si sbarazza del rivale a palo molto lontano. Dopo il chilometro in 1.16.8 Gran Tourist Jet va in fuga solitaria su Gaddo, Gioietta, Giri Black che viene in terza corsia ma non è produttiva, la frazione di là in 14,9 per Gran Tourist Jet che è in gran vantaggio su Gaddo, Gioietta che va al suo esterno, poi ancora Gina Spritz, Giri Black, all'imbocco dell'addirittura d'arrivo Gran Tourist Jet per fatti propri sui rivali, Gran Tourist Jet che nel finale spazia a piacimento, viene a vincere come vuole, al secondo posto finisce Gioietta, al terzo Gina Spritz. 1.16.4 per il facile assunto di Gran Tourist Jet, Andrea Farolfi per il training di Walter Zanetti e i colori degli allevamenti Toniatti. Vince il figlio di Oasis B e Vespa Jet che ritrova l'appuntamento con il successo. Si impone chiaramente. Percorso esterno, passa su un Gaddo a cui palesemente è successo qualcosa, ha fatto fatica anche a tagliare il traguardo allievo di Francesco Pettinari, corre bene Gioietta che fa il secondo, al terzo Gina Spritz.